Sono qui questa sera a Cividale. Cividale è già di per sé una delle città più significative del Friuli. A questa iniziativa che va avanti da 18 anni e che celebra il dolce per eccellenza del Friuli, e cioè la Gubana. E con questo record che ormai si è consolidato della Gubana più grande del mondo, e quindi questo momento nel quale il Friuli si ritrova attorno al suo dolce e festeggia con questo record quella che è la maestria dei nostri pasticceri nel riuscire a creare un dolce che pesa decine e decine di chili, ma che non perde i valori della tradizione. Quello che noi vogliamo ovviamente con queste feste, in questi momenti poi che sono le feste del Natale, le feste dell'anno nuovo, e soprattutto qui a Cividale le feste che annunciano l'Epifania, che è il momento forse più significativo della tradizione friulana qua a Cividale e nelle altre località. E quindi con la Gubana si festeggia e con la Gubana si ricorda quello che è un dolce che viene omaggiato in tutto il mondo dei nostri focolari come il dolce friulano. Come ente Friuli nel mondo stiamo preparando quella che sarà la missione che faremo nella seconda metà di gennaio, il 22 a Madrid, dove nasce il Focolare Furlan di Madrid, iniziativa di una serie di nostri friulani che si trovano ormai da diversi anni nella capitale spagnola, vivono, lavorano, ma sentono la necessità, il piacere di ritrovarsi e di segnare con la questione del focolare proprio un luogo nel quale ritrovare l'identità della nostra comunità. Poi da lì saremo il 24 a Montevideo perché viene inaugurato un mosaico in una piazza che l'amministrazione di Montevideo mette a disposizione e offre al ricordo dei friulani emigranti, e il mosaico realizzato dal Focolare di Montevideo che compie 80 anni di storia, e quindi con questo focolare celebra ovviamente quella che è la presenza storica. Ricordiamo che l'emigrazione nel Sud America ha ormai quasi 150 anni di storia. E da lì a Buenos Aires dove accompagnati anche dal vicario diocesano Monsignor Dino Bressan, dal sindaco di Udine e per la regione dal presidente del Consiglio regionale, celebreremo la messa nel focolare di Castelmonte, dove è sita da 55 anni la coppia della Madonna di Castelmonte, che è poi venerata da tutti i nostri friulani presenti in Argentina. E poi faremo una serie di incontri con autorità argentine, con università, con istituti di formazione, sempre per mantenere aperto il ponte tra il Friuli e l'Argentina, anche nel campo delle opportunità di sviluppo per i giovani argentini che volessero magari rientrare in Friuli a studiare, a formarsi e perché no anche a lavorare e a mantenere quindi questa sorta a ritornare nella loro terra di origine, dando a noi un'opportunità anche di lavoro e di presenza. Ed infine con la città di Udine andremo a Resistencia, la capitale del Chaco, una città fondata nel 1878 da un gruppo di coloni friulani, ancora oggi ne conserva il ricordo e la storia. 100 anni dopo, cioè nel 1978, l'allora sindaco Candolini firmò il patto di gemellaggio fra Udine e la città di Resistencia, e in questi giorni, con la nostra presenza, il sindaco Dettoni rinnoverà questo patto di gemellaggio e getterà anche di nuovo, rafforzerà le basi per una collaborazione anche nel campo culturale, nel campo dei rapporti economici e delle opportunità quindi di ricordare da un lato, ma soprattutto attualizzare quello che è il rapporto storico tra Resistencia, la provincia del Chaco, e Udine e il Friuli.